A 12 anni, nel mulino della Torre, Dalì incontrò una stampella. La fece diventare una delle sue immagini più note. Presi possesso della stampella e sentii che mai in vita mia avrei potuto separarmene. Tale era il fanatismo feticista che si impossessò di me da quel primo momento. Con quella stampella fu sul punto di buttare la sua amica Adolita dalla sommità della torre. Da allora quella stampella anonima fu e continuerà ad essere per me, fino alla fine dei miei giorni, il simbolo di morte e il simbolo di risurrezione. A Parigi la stampella fu accettata dai surrealisti. Dalì ne diede una definizione nel suo dizionario del surrealismo. Stampella, supporto di legno che deriva dalla filosofia cartesiana, in genere usata come supporto della tenerezza delle sculture molli. In quell'Europa del dopoguerra, Dalì usò la stampella per sostenere la decadenza dell'aristocrazia. Saranno necessarie montagne di stampelle per dare un'apparenza di solidità a tutto questo. Con una sola delle vostre gambe aristocratiche e le stampelle della mia intelligenza, sarete più solidi della rivoluzione degli intellettuali.